Allora, rieccoci in studio. Intanto abbiamo recuperato il Presidente Emanuele Boaretto, grazie di essere qui con noi, Presidente. Eccola qua, Grazie. Che tra l'altro è il Presidente Buongiorno. nazionale di Federalberghi Terme, oltre che di Federterme Abano Montegrotto. Allora, prendendo un po' il filo del discorso, do anche la parola a lei, dopo ritorniamo naturalmente con Marco Michieli, ma voi potete anche interagire tra di voi. Alle terme com'è andata? Si è appena concluso un weekend, che cosa si è concluso? Quanti giorni si sono presi? Se c'erano, chiamiamoli turisti della salute? È andato come dappertutto, nel senso che soltanto meno di 27 strutture hanno tenuto aperto su 96. L'occupazione media va da 36 a 40% registrata negli alberghi che sono rimasti aperti. Oggi praticamente abbiamo percentuali che arrivano al 10-8% della possibilità di occupazione delle camere. Quindi la situazione è molto tesa in questo territorio, è drammatica per alcune strutture e stiamo registrando abbandoni e fallimenti. Quindi la situazione è veramente molto preoccupante, anche perché questi due territori vivono esclusivamente dell'economia turistico-termale. Quindi mi sento di sottolineare e approvare tutto ciò che il nostro Marco Michieli ha detto fino a qualche istante fa. La situazione sta diventando ormai insostenibile. Voi avete avuto delle presenze anche di stranieri oppure no? Guardi, si possono contare sulle dita di un paio di mani, non di più. No, le presenze straniere, le dico un dato, l'anno scorso abbiamo registrato come presenza di stranieri circa un 6% rispetto alle presenze che sono state registrate l'anno scorso. Praticamente niente, è come se noi non l'avessimo avuto. Tra l'altro noi siamo nella stessa situazione di alcune località di mare dove la presenza degli stranieri riempie almeno il 50% di quelle che sono le presenze che si registrano ogni anno. Quindi la situazione è molto preoccupante. Assolutamente. Tra l'altro la possibilità di accedere alle terme è legata a motivi sanitari. Molti medici sono resti a fare questi benedetti certificati. Questo ci è stato detto da molti telespettatori. Leggo un messaggio. Buongiorno, sono un albergatore dell'area termale. È mai possibile che ad oggi non sappiamo ancora come aprire la stagione per l'estero? Abbiamo già perso Pasqua, ora perderemo la Pentecoste e poi chissà giugno. Ma spiegatemi perché all'estero le cose sono più facili. Grazie. Presidente Boaretto, vuole rispondere lei al collega delle terme, perché la Pentecoste è importante comunque per voi, penso anche per altre zone, sia termali che non so, anche le zone del lago di Garda per esempio, anche del mare. Guardi, noi stiamo lavorando su tutti i tavoli sicuramente assieme al nostro Presidente nazionale e ai componenti del Consiglio direttivo e della Giunta nazionale di Federalberghi. Purtroppo il silenzio è assordante da parte delle istituzioni, effettivamente noi non sappiamo più a che santi votarci. È una cosa incredibile, vediamo i paesi del Mediterraneo che ci sorpassano a destra e a sinistra con azioni mirate, con azioni poi opportune e puntuali, e noi siamo veramente in grandi difficoltà. Io non so cosa dire a un mio collega se non quello di avere un po' di ancora pazienza, non ancora, ancora pazienza, perché noi non abbiamo purtroppo capacità. Guardi, tutta Italia si sta muovendo per lavoro, gli statali, i pensi, tutti si possono muovere. Sembra impossibile che solo degli alberghi non ci si possa andare. Questo non va assolutamente bene. Io sono veramente sconfortato da questa situazione e soprattutto da come stanno gestendo la situazione. Relativamente poi alle terme è un caos totale. Puoi venire alle terme se hai la ricetta, non puoi venire. Cioè, noi abbiamo assistito a molti italiani che sono andati all'estero per Pasquetta, sono andati a fare il bagno nelle piscine degli alberghi all'estero, nei nostri non si può fare il bagno. Questo non è ammissibile, non è accettabile. Ha ragione il nostro Presidente a lamentarsi e a lagnarsi di questa situazione. Lei diceva chiusure, ci sono degli hotel che rischiano la chiusura? Quindi i sostegni non sono stati necessari, quando si parlava di ristori, sostegni, perché si vuole risarcimenti, non so più che nome dare. Per cortesia, abbiate il buon gusto di non chiamare né sostegni, né ristori, né risarcimenti, perché quello che effettivamente è stato riservato
alle imprese del settore turistico alberghiero assomiglia più a una carità che ad altro. Per cortesia, lasciamo perdere, perché a fronte di milioni di perdite abbiamo portato a casa qualche decina di migliaia di euro. È veramente incredibile. Se poi noi a questo sommiamo che alle terme i lavoratori che sono a tempo indeterminato e che attualmente sono in cassa integrazione continuano a maturare il trattamento di fine rapporto, ma pensi un po', a carico delle aziende. Le faccio notare che quelli che vengono chiamati ristori, queste poche decine di migliaia di euro che sono state date alle aziende chiuse per le DPCM, e qui mi permetto di dire noi siamo stati chiusi anche se il DPCM non lo prevedeva, il fatto di bloccare la mobilità delle persone significa non mettersi nella condizione di lavorare, quindi chiusi. Il trattamento di fine rapporto è tutto a carico delle aziende, esclusivamente a carico delle aziende. Ma pensi che addirittura per i lavoratori a tempo determinato si sono visti allungare il periodo contrattuale e anche la CFR di questi dipendenti è a carico delle aziende. Ebbene, questi ristori non sono sufficienti a coprire questi costi. Allucinante, allucinante. Chiedo a lei, Presidente Michieli, un attimo c'è un messaggio. La montagna ha subito delle perdite incolmabili e questo ci ha fatto capire che per il potere del turismo c'è solo il mare. La montagna è stata bistrattata in tutto, scrivono qualche operatore, penso, dalla montagna. Voi del mare forse è andata bene l'anno scorso, però si era parlato addirittura nel settore turistico delle tasse, delle sospensioni delle tasse, di una tassazione, perché le tasse dovete pagarvele intanto. Sì, certo, il fatto di posticipare le tasse... Però posticiparle non vuol dire sospendere. Sì, posticiparle significa sostanzialmente che le devo comunque pagare, le pagherò fra 3 mesi. Qualche collega sfogandosi con me giustamente ha detto era meglio se me le facevano pagare un anno fa, che almeno qualche soldino da parte ce l'avevo ancora, piuttosto che adesso che ho raschiato il fondo del barile, perché ormai le nostre aziende il fondo del barile hanno raschiato. Il tema è giusto tutto quello che ha detto l'amico Emanuele. Il tema riguarda trasversalmente tutto il mondo del turismo, chiaramente. Noi qui siamo a Padova, per cui il dramma di Abano è particolarmente evidente. Lo è anche quello della città d'arte di Padova, perché vorrei ricordarvi, a Padova credo che ci siano 4 o 5 alberghi aperti su un totale di ben più consistente. È trasversale assolutamente a tutto il mondo. Io vedevo proprio ieri una statistica OCSE del crollo del turismo durante l'anno 2020. Noi siamo in media con tutti gli altri paesi, quindi abbiamo perso noi fra il 60 e il 70%, fra il 60 e il 70% l'ha perso la Francia, l'Inghilterra, Taiwan, tutto il mondo. Il problema è il differente approccio che c'è stato nei confronti del mondo del turismo da parte dei vari paesi, spiego meglio. Allora, intanto il pragmatismo degli inglesi mi fa una volta di più apprezzare quel fortunato paese. Il pragmatismo degli inglesi, per ricollegarmi all'ultima sua battuta, è quello per cui il figlio di un mio amico che lavora in Inghilterra è venuto qua in Italia, a rientro gli hanno consegnato il tampone, quello fai da te, lui si è fatto il tampone in casa, fortunatamente era negativo, eccetera, ma se fosse stato positivo era lui che doveva autoconfinarsi in casa avvisando le autorità, eccetera. Allora, lei capisce che vivere in un paese così non è male. Milioni di autotamponi stanno facendo gli inglesi. Sospeso solo un secondo, c'è una telefonata in attesa. Pronto? Sì, pronto, buongiorno dottoressa, lei è il suo ospite. Buongiorno. Niente, io sono Sebastiano e siamo da Abano. Naturalmente io lavoro presso una grande catena ad Abano di hotel. Noi purtroppo abbiamo aperto un hotel solo e siamo veramente in difficoltà perché c'è poca clientela. Naturalmente i ristori io non li chiamerei ristori, io li chiamerei biciole, cioè ci danno un qualcosa. Io oggi ho preso la disoccupazione oggi di 3 mesi, di gennaio, febbraio e marzo, 1.089 euro, quindi circa di 3 mesi 1.089? Di 3 mesi, di gennaio, febbraio e marzo. Ora io dico, anche poverini questi imprenditori che hanno un hotel, ogni hotel pagano di canone più o meno sui 6.000 euro ogni hotel di canone RAI, più ci sono i rifiuti e più le bollette e cose. Io dico, se un hotel è stato un anno chiuso
ma perché devono pagare un canone RAI e devono pagare anche i rifiuti quando non hanno prodotto nessun rifiuto, non c'è stato nessuna clientela e quindi le TV erano tutte spente, certo. Ma perché la RAI fa uno sconto a quegli imprenditori del 30%, tu non devi fare lo sconto, tu devi eliminare tutto totalmente, perché la gente che è stata chiusa non deve pagare. Chiaro. Questi imprenditori vanno aiutati, perché se muoiono gli imprenditori muore un paese. Qua ci sono altri 3 hotel che stanno chiudendo, quindi o aiutano alle imprese o noi usciamo tutti sconfitti. Io niente, potevo fare un saluto alla mia titolare, saluto alla signora Cristina Borire e speriamo che andrà tutto bene. Grazie della sua testimonianza, la ringraziamo tantissimo, salutiamo tutti gli imprenditori che stanno veramente tribolando e che cercano di sopravvivere per far lavorare delle famiglie. Ha sottolineato un aspetto, Presidente, la RAI, canone RAI, tasse rifiuti, quando non consumi rifiuti, ci sono delle spese fisse che sono tanto pesanti, ma devono pagarle? Perché i cittadini magari non lo sanno. Sì, vanno pagate. Qualche comune, bontà sua, è venuto incontro a fronte di alberghi che non hanno aperto, quindi 2020 rimasti chiusi. Lei consideri che un albergo viaggia dai 13, insomma no, ci sono anche alberghi piccoli, ma diciamo che viaggia da un 5.000 a 30.000 euro di tasse ai rifiuti, tanto perché pensi l'anno. Okay. Io ho un albergo a 70 camere, conosco bene i conti miei, un albergo a 70 camere che apre 4 mesi durante la stagione sono 13.000 euro, ecco, questo è il discorso, 13.000 euro che, bontà sua, il comune, qualche comune ha abbassato la quota, ha abbassato l'aliquota della parte variabile, che significa che invece che 13.000, 12.200, siamo alle cose. Le faccio sempre un esempio in corpore vili perché i numeri miei li conosco bene. Io ho preso sinora con 70 camere 3.000 euro di ristori, pago sempre per la stagione con l'abbonamento speciale estivo della SIAE, perché io giustamente essendo un albergo stagionale ho l'abbonamento stagionale, con quei 3.000 euro pago il 2020 e il 2021 al canone RAI, che sono 1.500 euro l'anno. Cioè, vabbè, ridicolo. Lei capisce, non si può, ha ragione Emanuele Boaretto, non si può parlare, ed è anche stato educato, devo dire, perché non si può parlare di ristori o di rimborsi a aziende che fatturano milioni di euro, gli dai 5.000 euro, 10.000 euro. Assolutamente. Abbia pazienza, noi stiamo chiedendo, ma vox clamantis in deserto, da mesi dal governo precedente e da, credo, Emanuele mi soccorrerà in questo, deve essere da ottobre perlomeno, quando abbiamo realizzato che bambole non c'è una lira, perché questo è il tema, siamo il paese più indebitato del mondo occidentale e forse non solo del mondo occidentale, soldi non ce ne sono. Allora abbiamo chiesto al governo di prima, abbiamo chiesto fiduciosi al governo di adesso, abbiamo un banchiere centrale come Presidente del Consiglio, voi dateci la possibilità di ottenere mutui a 20 anni con la garanzia dello Stato e un tasso dell'1% che non è molto lontano dal tasso corrente di un mutuo. Allora cosa significa? Sicuramente per i meccanismi della contabilità dello Stato sono comunque garanzie che vengono date, ma non è esborso diretto di denaro, ci arrangiamo noi, gli abbiamo detto. Se voi mi date la possibilità di prendere chi 100.000, chi 5 milioni di euro. E che risposta avete avuto? A 20 anni? Ah sì, interessante questa cosa. Bravi, metteremo conto. Allora, adesso do la parola anche al Presidente Boaretto, che corrisponde anche al nostro telespettatore, sentiamo cosa commenta, però prima abbiamo la pubblicità. Pochi secondi, restate con noi e torniamo anche a rispondere al nostro telespettatore.